Permettetemi di partire con un ringraziamento alle persone che sono qui al tavolo con me e che hanno condiviso questa iniziativa in modi diversi ma sostanziali. Tutti hanno davvero prodotto un contributo in questa attività e poi permettetemi di ringraziare voi. Oggi, attraverso voi, io credo di arrivare agli italiani. È opportuno che gli italiani sappiano che c'è una candidatura femminile, ma soprattutto c'è una candidatura del Partito Democratico che incarna una visione, che è un'altra idea di paese, Italia, perché è un'altra idea di mondo. Mentre ascoltavo Edo Ronchi, Alessandra Bailo Modesti, Roberta Rughetti, pensavo che è un paese strano quello in cui viviamo, perché in fondo da 15 anni tutti i G8, i G20, all'ordine del giorno, ai primi punti all'ordine del giorno, hanno la questione ambiente, i cambiamenti climatici, le fonti fossili, le materie prime, il tema del territorio. Ed è incredibile, e questa è stata una delle ragioni che mi hanno spinto a scegliere di puntare l'attenzione di questo Paese su questo grande tema del cuore verde, indispensabile per l'Italia. Voglio presentarmi perché probabilmente molti di voi non mi conoscono. Naturalmente sono Laura Puppato, vengo da una realtà geografica normalmente, diciamo, un po' lontana dalla politica del mondo romano, che è quella del nord-est, ma ancora più lontana dalla politica di centrosinistra. È un territorio, il mio, io sono nel cuore del nord-est, sono stata sindaco per 2 legislature di una città che si chiama Montebelluna, è capitale mondiale della calzatura sportiva, non è un piccolo centro, è stata la città più ricca d'Italia nel 2005, durante il periodo in cui io la governavo, ed è la città che ha un maggior numero di partite IVA, un abitante su 7 ha la partita IVA. Quindi io provengo da quel mondo, io sono quel mondo. Io sono un'imprenditrice nel settore delle assicurazioni, ho svolto esclusivamente un'attività imprenditoriale e mi sono occupata di volontariato. È importante quello che diceva prima Roberta, perché ti dà una visione del mondo, ti rende evidente che il tuo non può essere un contesto distaccato dal resto. Personalmente sono orgogliosa di essere stata per 4 anni in Bosnia e Croazia, portando aiuti umanitari, alimentari e sanitari in prima linea e vedendo che cosa accade nei territori di guerra. Sono attualmente capogruppo del Partito Democratico regionale del Veneto e, come avrete avuto modo di conoscere probabilmente perché la mia fama non è sufficientemente, diciamo, conosciuta dal punto di vista nazionale, sono ancora presidente del Forum Nazionale delle Politiche Ambientali del Partito Democratico. Così ho conosciuto Edo Ronchi da 3 anni, così ho conosciuto Alessandra Bailo Modesti. Attraverso loro ci siamo resi conto che era incredibile che questo Paese non mettesse al centro il grande tema delle politiche ambientali, che sono tutt'altro di qualcosa di settoriale, specifico e diciamo collocabile dal punto di vista politico in un ambito ristretto. Noi abbiamo un'evidenza oggi che a me pare la ragion d'essere per cui il Partito Democratico, il partito che io considero la mia casa e che considero elemento traino di un prossimo futuro governo del centro-sinistra, non può non comprendere che questo modello ha fallito. Il modello economico nel quale noi stiamo oggi è un modello fallimentare. Partendo da questo presupposto, mi è parso limitante che i contendenti del Partito Democratico si rivolgessero a una cultura fordista oppure a una cultura della privatizzazione e delle grandi opere. Io penso che l'Italia abbia bisogno di altro oggi e che questo sia il momento oltre il quale non si può andare. Siamo già in un ritardo spaventoso. L'Italia è anche il paese nel quale le materie prime, le fonti fossili, non ci sono. Noi abbiamo una percentuale assolutamente ridicola e residuale dell'uno e dell'altro. Questo ci fa comprendere quanta importanza avrà per il nostro Paese invertire questa tendenza e puntare diritto per il futuro al recupero di tutto ciò che nella Blue Economy viene considerato fondamentale.
il riuso e il riutilizzo di tutto ciò che esiste. Non esiste il rifiuto, non esiste una materia di cui possiamo liberarci senza prima averne utilizzato ogni ambito, ogni singola opportunità, ogni singola possibilità. C'è una evidenza scientifica che mette in rilievo come oggi si possa lavorare in maniera innovativa, portando al centro della ricerca proprio i materiali e la riutilizzazione dei materiali stessi. Ma ci sono anche molti altri aspetti collegati a questo e, come dire, che il nostro Paese ha affrontato in maniera, direi, indecente nel corso soprattutto dell'ultimo decennio, ma potremmo parlare degli ultimi 20 anni tranquillamente. I dati lo dicono in maniera evidente. Noi siamo la realtà italiana che dal punto di vista dei colloqui con la pubblica amministrazione, e qui parliamo di diritti, perché i diritti sono di due tipologie, quelli sociali e quelli civili. Nel diritto sociale io ci metto il diritto alla cittadinanza. Ebbene, la nostra non è più una realtà di cittadini, è una realtà di sudditi. La sudditanza deriva inevitabilmente, nostro malgrado, dal fatto che non vi è relazione di certezza tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Siamo il paese europeo che meno colloquia via web tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese. Solo il 22% di tutte le attività connesse appunto alle relazioni tra cittadini e pubblica amministrazione passa attraverso l'informatizzazione. Il 44% è la media europea, ma vi sono paesi che sono a oltre il 70%. Questo vuol dire risparmiare tempo, risultare davvero democratici, avere trasparenza, mettere in campo una riduzione di costi per famiglie e imprese. La giustizia. Siamo 156esimo paese al mondo. Noi ci stupiamo perché siamo 68esimo paese al mondo nella corruzione ed è drammatico, anche dal punto di vista economico, oltre che del sistema appunto paese. Ma è ancora più drammatico sapere che in questa terra non abbiamo certezza dei diritti, perché è evidente a tutti che il malaffare e la disonestà hanno titolo e campo nel momento in cui non siamo in grado di garantire gli onesti. Tutto questo ci costa, non ci costa solo in termini di tempo, non ci costa solo in termini appunto di democrazia, di riduzione di capacità di cittadinanza, ma ci costa anche in termini morali e ci costa in termini produttivi. Perché le aziende se ne vanno per queste ragioni da questo Paese. Noi dobbiamo assolutamente mettere mano a tutto questo e con la mentalità che ho, che mi sono creata durante l'attività naturalmente di impresa, ma anche quella, e voglio spezzare una lancia sul pubblico, guardate, perché ho fatto l'uno e l'altro lavoro. Posso dirlo, a ragion veduta, non è vero che il pubblico non funziona e che l'efficienza sia solo privatizzando. Non è vero. Si ha invece il diritto-dovere di far lavorare bene la pubblica amministrazione, si può fare, ad una condizione: il pesce puzza sempre dalla testa e quindi la pubblica amministrazione funziona se chi la governa è capace di lavoro, di onestà, di esempio. Ecco, da questo punto di vista credo che il fatto di essere anche donna, madre, possa portare quegli elementi di credibilità aggiuntiva, come diceva Edo Ronchi, rispetto a un mondo che probabilmente ha fatto del potere un eccesso, come dire, di interesse nella propria azione di governo. Quindi io rispetto della vita, esigo il rispetto, lo offro e penso che dobbiamo lavorare per il futuro, non per l'immediato, non per il presente, perché ciò che è avvenuto ci ha messo in evidenza come si sia lavorato purtroppo e sempre e solo per il consenso di una parte di quel popolo che ha votato quella parte. Non c'è stato interesse per il bene comune. E io non posso pensare che chi si candida alla massima istituzione del Paese ragioni ancora così nel 2012. Noi abbiamo bisogno tutti, indifferentemente, di garanzie e di certezze. Io voglio che questo Paese torni il Paese dei diritti.
e lo può fare e lo può essere se noi siamo capaci di cambiare noi stessi. Chi non è capace di cambiare se stesso non può candidarsi a cambiare il Paese. Ed è inutile, l'ipocrisia in questo senso regna sovrana, ma noi non ci faremo assolutamente, nonostante il tempo sia davvero poco, non ci faremo assolutamente traviare dalla comunicazione frivola, futile e superficiale, ma vogliamo entrare nel merito delle cose, vogliamo approfondire i temi, vogliamo dire che cosa siamo capaci di fare, dove andiamo, dove andremo insieme e soprattutto quali sono i nostri obiettivi da monitorare, da verificare, perché si lavora così, si lavora per obiettivi e gli obiettivi che non sono stati raggiunti devono portare inevitabilmente la classe politica ad andare a casa. Chi ha fallito non può restare. Non riuscirà a fare nei successivi 10 anni quello che non è riuscito a fare nei primi 5 o nei primi 10. Le riforme necessarie quindi sono numerose, ma la cosa fondamentale, io credo, sia proprio quella di riuscire a lavorare su noi stessi, a rendere credibile una classe politica e per ciò stesso a rendere possibili le obbligatorie e urgentissime riforme di cui questo Paese ha bisogno. Chiudo con la riforma fiscale. Voi sapete che le riforme fiscali in questo Paese hanno avuto sostanzialmente 3 grandi filoni. Il primo, punitivo, aumento delle tasse. Punto. Normalmente nei ceti medi e deboli. Questo ha evidentemente indebolito ulteriormente un Paese con classi sociali che oggi, dal punto di vista sempre statistico, ci mettono in evidenza come siamo purtroppo tra gli ultimi Paesi in Europa in termini proprio di differenziale, di forbice tra la popolazione più ricca e quella più povera. L'altra riforma fiscale che c'è stata è una riforma finalizzata, diciamo pletorica, io la definisco, cioè finalizzata sostanzialmente a sostenere un sistema pubblico sempre più ridondante, sempre più enorme, sempre meno efficiente, a cui non si chiede efficienza ed efficacia nel risultato, aumentando i passaggi, aumentando le leggi, ma con ciò diventando sempre meno efficienti e sempre meno capaci di garantire alcuno. La terza riforma fiscale, cito il caso di Tremonti, è stata una riforma fiscale scellerata perché ha favorito in maniera assurda e antistorica coloro che hanno semplicemente cementificato. Oppure chi lavora nell'industria pesante quando questo Paese è di molto altro che ha bisogno e che può e deve favorire. Ecco, io penso che la leva fiscale sia un elemento fondamentale. Attraverso la leva fiscale noi possiamo agire per cambiare il sistema industriale, per davvero produrci in questa grande riforma che preveda una revisione dei sistemi industriali a favore della green e della blue economy. E voglio invitarvi, e chiudo, a ricordare alcuni dati che sono passati sotto silenzio, ma che sono molto significativi. Sono di 2 anni fa, li ha redatti Confindustria, la quale ci dice, la Task Force Green di Confindustria, ci dice che questo Paese, puntando soltanto su 9 delle tipologie aziendali, può pensare di puntare in meno di 10 anni sul 236 miliardi in più di prodotto interno lordo, su 14 miliardi in più di incremento delle entrate fiscali e su 1.600.000 nuovi posti di lavoro. Quei rapporti non possono restare nel cassetto, devono diventare cosa concreta, devono diventare un cambiamento radicale della politica in funzione industriale e produttiva in questo Paese. Solo così riusciremo a dare risposta a questa disoccupazione dilagante dei giovani under 35 che ci vede di 20 punti superiori alla Francia, di 31 punti superiori alla Germania e che è una delle nostre grandi vergogne insieme con il lavoro femminile che manca ed è in posizioni ormai ultime in classifica in questa Europa. Se vogliamo essere europei davvero è opportuno che lo diventiamo. Prima di parlare di Europa diventiamo Europa. È meglio per noi, perché così riusciamo a parlare di qualcosa di più normale che non è l'emergenza quotidiana. Grazie davvero.